Andrea Cirino, benvenuto nel nostro studio. Tutta colpa di Solone. Il tuo è un libro realista perché possiamo dire che rappresenta la vita di ogni giorno, con i problemi di ogni giorno e con la politica che pensa a se stessa. Ma è una critica che io cerco di fare al mondo della politica. Oggi non è più il popolo a scegliere, ma sono gli invisibili, sono i grandi poteri, gli uomini che stanno dietro le quinte, registi, no? Addirittura se noi vogliamo in Parlamento c'è gente che deve votare a seconda cosa dice il suo leader, il partito. Non esistono più addirittura i franchi tiratori. Voi vi ricordavate dei franchi tiratori, no? Erano delle persone che votavano contro il loro partito, contro il loro governo. Ma perché? Perché erano degli uomini liberi, degli uomini che potevano permettersi di andare controcorrente e contro i loro partiti, mentre oggi i nostri politici vengono scelti non dal popolo ma, come ripeto, dai loro leader. Io definisco il popolo come un gregge, no? Un gregge che viene portato da un posto all'altro dal pastore. Il pastore è l'invisibile che con la sua mente mefistofelica dirige il popolo, dirige le masse dove appunto vuole il pastore. Ecco, gli invisibili, a proposito di invisibili, sono reali anche loro. Si dice che ad Agrigento a governare sono proprio loro. Ma guardi, se io faccio un esempio, nel 2015, se voi vi ricordate, è successa una cosa strana. Ad Agrigento sono scese migliaia di persone delle masse, ma che sono state, per esempio, sono state dirette da personaggi invisibili. Quindi, come dicevo poc'anzi, gli invisibili sono come registi che dirigono la scena senza farsi notare, e addirittura anche i nostri leader sono governati o sono pilotati da forze, diciamo, da forze invisibili, da poteri invisibili. Ecco che io che cosa lancio? Il messaggio che voglio lanciare in questo libro è quello che il popolo deve riprendersi il potere di potere, appunto, scusate il bisticcio di parole, di scegliere di chi deve governarlo. Ecco, appunto, il tuo è un messaggio, ti stavo chiedendo, di speranza, perché prima o poi il riscatto arriverà. Ma sicuramente io finisco diciamo, il libro con un grido di speranza. Intanto tutti diciamo, i protagonisti di questo libro sono dei perdenti. L'unico vincitore è un infermiere psichiatrico che diventa Cavaliere della Repubblica. Allora che cosa fa questo infermiere psichiatrico? Si rivolge al politico e gli chiede: ma per quale motivo tu vuoi farmi diventare Cavaliere della Repubblica? Allora quello gli risponde, gli dice: perché tu hai lavorato 40 anni onestamente, mentre noi non abbiamo lavorato. Noi abbiamo oggi, anche con 6 giorni di permanenza in Parlamento, noi ci godiamo dei diritti vitalizi e cose che il popolo non gode. Ecco, il libro è dedicato a tuo padre, c'è un motivo particolare? Ma il motivo particolare io lo dedico a mio padre perché mio padre è stato una persona che è stata lontano dalla politica, distante dalla politica, è stato una persona che come si dice, ha sempre lavorato onestamente e che ha portato avanti la famiglia in modo onesto e senza grilli per la testa. Ecco Andrea, in cantiere ci sono altre opere? Io ho finito adesso di scrivere un altro libro che è al vaglio di alcune case editrici e credo che uscirà con gennaio. Poi questo libro, Tutta colpa di Solone, io l'ho adattato a commedia, quindi spero che vada a finire in teatro. Ecco, Tutta colpa di Solone, Andrea Cirino, grazie
e buon lavoro. Volevo dire tutta colpa di Solone. Perché tutta colpa di Solone? Perché Solone nel 594 a.C. È stato colui che ha tolto la schiavitù, che ha dato l'opportunità al popolo, anche lui li chiamava teti, quindi nulla facenti, di poter godere dei diritti politici e di poter anche governare la loro città. Quindi passiamo da un eccesso a un altro, mentre prima la politica veniva fatta da uomini potenti, da arconti, da nobili, eccetera, eccetera, oggi la politica può farla chiunque, ma diciamo che passiamo da un eccesso a un altro, perché oggi il politico non viene scelto dal popolo, ma viene scelto dai poteri forti. Bene, auguri per il prossimo lavoro. Grazie mille.